Sono oltre 100.000 gli appassionati che ogni anno frequentano le ferrate del Bellunese nei soli mesi estivi. 56 ferrate, 73 sentieri attrezzati, qualcosa come 40 chilometri di cavi metallici accompagnano gli escursionisti. Questa grande offerta va resa sicura. Le risorse sono poche. L'Europa aiuta finanziando con 300.000 euro il progetto, da 400.000, che in 3 anni disegnerà le linee guida per la messa in sicurezza delle vie. Lavorano alla buona riuscita il Club Alpino Italiano, il Soccorso Alpino Dolomiti Certe e l'Università di Salisburgo. L'Austria, che in materia insegna da sempre, era sulla difensiva, svelano gli artefici a progetto avviato. L'idea è venuta qui, da alcuni stimoli che sono arrivati dalle guide di Cortina. L'abbiamo fatta nostra, l'abbiamo cantierata in pochi giorni, settimane e l'abbiamo partecipata. Loro hanno frenato. Noi abbiamo risposto al contrattacco, hanno visto che le nostre idee sono buone e quindi il progetto poi, da tormentato che era, ha avuto il plauso e quindi adesso siamo partiti. C'è tempo fino a marzo 2015 per valutare la condizione delle ferrate, analizzare l'approccio degli escursionisti, studiare materiali innovativi e collaudarli. Il progetto ha un indubbio risvolto turistico. Dare una maggiore sicurezza, una maggiore tranquillità a chi viene a fare la vacanza estiva in Veneto, quindi dovremmo anche pubblicizzarlo questa cosa, insomma, questa miglioria. Rimettere a norma tutte le vie ferrate e sentieri attrezzati dei Dolomiti in buona sostanza per dare quel servizio di qualità al turista che ci gratifica con la sua presenza. Comunque sia, non si pensi ad un approccio più leggero, meno consapevole delle difficoltà della montagna. Quel minimo di formazione ci deve essere, diversamente è bene farsi accompagnare dalle guide.